Amici di Sicilia Cabaret, insieme Big ci troviamo a Villa Filippina a Palermo e siamo qui per uno show che vedrà alternarsi i migliori comici siciliani. Io ho la fortuna di poter curiosare dietro le quinte e voi avete la fortuna di avere me che vi porto a curiosare dietro le quinte, quindi venite con me. State andando, ciao, a mangiare qualcosa prima di esibirvi? No, noi non mangiamo prima di esibirvi. Il cigliola perché ci piace il fumo dei cigliola. Ragazzi, ho beccato Batman nel backstage. No, niente. Salve. C'è un po' di ansia prima di salire sul palco? Guardi, io sono Batman, il cavaliere oscuro. La parola ansia non è nel mio vocabolario. Sono molto contenta di essere a fianco grande maestro del sushi. No, sushi, non ho detto sushi, signor. Soche, no sushi. Perché sushi, quelli che mangiano sushi sono suscettibili. Fusione. Care voce che mi fa male. Come siete pronte? Siamo pronti. We are ready. Zitto. Dici che c'è un piccito che sta dormendo. Siamo contenti. Non conosco questa sensazione. Che cosa? Una farfalla. Una farfalla. Non c'era bisogno di fare così, una farfallina. Sushi è mollo, sushi è debole, sochi forte. Perché ti sta pure piccata, signor. Uno dei miei comici preferiti, Lo dice a tutti, lo dice a tutti che dicono no, Paolo. Uno dei comici più ha fatto 10 volte su sketch di questa puntata, di tutte le puntate di Sicilia Cabaret insieme a Big il grande Mario Manocchi. Sì. Quali sono gli ingredienti di sushi? Tutto quello che metti aggiungiamo perché sochi in giapponese vuol dire amore. Tu cucina con amore, prendi la mela, la tagli a pezzi e fai mela soche. Giuseppe Merola, Gianni Aman. Nomi, noi dobbiamo scappare perché ci dobbiamo andare a vaccinare tutti. Ah, bravi ragazzi. Andiamo a fare il Johnson Johnson, a questo magari ne cresce i capelli. Dai, andiamo a fare Johnson & Johnson. Ciao. Pipa, delizioci con qualcosa. E come disse il duca di Salaparuta, prima chiarata e dopo scennuta, c'è rispondeo principe Calatase, ricca riesce e deccatase. No, ci chiamano no. Gisella, grazie, chiamatemi Gisella. Gisella, com'è stato questa sera salire sul palco? Guarda, c'ho ancora i brividi, guarda. Per la barba chiamiamo Figaro, per ridere, o per le rime, per il teatro chiamiamo Piparo. Mi arrezza tutto il pelo, non mi sono depilata tra l'altro, mamma mia, che cosa. Che poi fa male quando non ti depili, c'hai tutto il pelo vero perché passa. No, fa male quando ti depili perché non so se abbiate vicino Amici di Sicilia Cabaret, insieme Big qui è tutto pronto. L'orchestra ha accordato gli strumenti, il corpo di ballo ha fatto stretching, quindi non ci resta che accendere le luci e godere lo spettacolo di Sicilia Cabaret insieme ai Big. Villa Filippina, buonasera, vorrei sentirvi battere tutte quante le mani a tempo, tutte! Mauri J, Mac, let's go! Signore e signori, da questo preciso momento siete pregati di spegnere i vostri cellulari. Sta per iniziare un programma dalle risate esilaranti. Presentano Matranga e Minafo. Vi diamo il benvenuto a Sicilia Cabaret! Tutti su, gli attenti, siamo ritornati, più forti di prima, siete circondati dai Big della comicità, tormentori di risate tipo... Ridi così tanto che ti manca il respiro. Questo nuovo super show è superlativo. Ci mancava così tanto come un brano estivo. Adesso che siamo tornati in su quel biscottino, gentilmente tutte su le mani, da sinistra a destra pure sui divani. Non importa dove sei, se stai con noi sentirai cantare e ridere. Ritorna insieme a te, adesso che c'è Sicilia Cabaret. Tic tac, comincia a raffica, voglia di ridere. Adesso che c'è Sicilia Cabaret. Le mani su tutti! Wow! Adesso che c'è Sicilia Cabaret. Wow! Adesso che c'è Sicilia Cabaret. Buonasera. Benvenuti a questa quarta puntata di Sicilia Cabaret insieme ai Big. Ci tenevamo ad essere qui per annunciarvi che la mafia è cambiata. La Sicilia è cambiata. L'Italia è cambiata. Solo io stavo così. Sempre vissuto uguale. Sapete come funziona la mafia? La mafia.
È una situazione piramidale. Dove là sopra c'è il boss. Che soffre. Perché soffre? Perché in capo a punta proprio fa là malissimo. Sotto ci sono i picciotti. I picciotti. Poi i picciotti dei picciotti. Picciotti, picciotti. Picciotti dei Picciotti, picciotti. picciotti, picciotti, picciotti e tappate, tippate un picciotto. Vai. Man mano che viene arrestato un picciotto, Piccciotto? salgono i picciotti che ci sono sotto. Sotto. Salgono gli affiliati. Gli affettati. Gli affiliati degli affiliati. Gli affettati degli affettati. E alla fine Alla fine. ci siamo noi. E allora? Per esserci noi significa che hanno arrestato a tutti. Esatto. Però finalmente abbiamo il potere. Io che sono un aspirante boss. Boss. E sono siciliano. Ah no. Sono siculo. Allora, Abito in una via famosa di Palermo che si chiama Via Roccazzo. Baisa, Abita là. E questo che vedete qua accanto a me Questo che avete qua accanto a lui. è la mia guardia del corpo. Dai che c'è Nella malavita lo chiamano la bestia. Prima di chiamarlo la bestia lo chiamavano il 2 novembre. I morti. E la bestia non ha paura di nessuno. Va a chiedere il pizzo ovunque. Comunque. Andate a chiedere il pizzo in un centro Novax. Digli come sei tornato. Con Covid. E mi hanno dato pure uno schiaffo. Novax. No, no cozzo. La bestia ci ha cominciato dal ragazzino. Ragazzino. Quando era ragazzino andava a chiedere il pizza a domicilio. Digli quanto t'hanno dato. I domiciliari. E la bestia non ha paura di nessuno. Nessuno. L'altro giorno ha preso la macchina ed è andato a chiedere il pizza a Napoli. Digli com'è finita. Mi fotterà la macchina. Vieni qua, bestia. Che succede? Ha detto la mafia Che ha detto la mafia? che se non torniamo a casa con almeno 50 euro di pizzo, Sei. dice che uno dei due lo bruciano vivo. E secondo te, veramente acqua bruciano vivo? A mia casugno sicca e piglio subito fuoco. Una pampata. Fatti dare 50 euro di Ci questo. penso a dove ancora. La bestia non ha paura di nessuno. Che è partito il molare, eh? È andato a chiedere il pizzo in un ristorante di sushi. Digli che t'hanno detto. So che! Oh, mi dovete dare i soldi. Ah, mi dice di sti 50 euro. 50 a silenzio. Che avete faccio con la bici mai 50 euro. Ma li faccio vedere io, questi qua mi dovete dare belli 50 euro. Queste subito. Se veloce, fatti dare i soldi veloce, 50 euro in 5 minuti te li devi fare dare. Bravo. Immediatamente. Che devi dati? Ah, uno scappò mischino. Bravo. Ce ne faccio tante. Ha messo i soldi. No, ma li tengo io. Ehi. Tra noi due io sono la cassa. E se tu sei la cassa, io sono il morto. Ci sono i bambini che si stanno chiedendo ma come ha fatto la bestia a fare subito 50 euro così velocemente? Un tempo che ne scevo la sacchietta. La bestia non ha paura di nessuno. Nessuno. E ricordatevi, la mafia non paga. Infatti, pago sempre io, amore, va. Poi tu spiego, va, amore, cominciamo, va. Ma che cavolo hai fatto? Madonna mia, mi hai fatto male! Mi hai rotto la scapola! Mi hai rotto la scapola! Non ti ho rotto la scapola! Sì che me l'hai rotta, guarda tutta la scapola rotta! Ma poi la scapola si trova qua.
Ah, quindi non mi rompessi. No. Quindi pensavo da scapole ice. Oh. Siamo hippie, non possiamo litigare, fate pace. Va bene, facciamo pace, però la prossima volta che c'è prove, I will let you see the green mouses. E che significa? Ti faccio sapere i succedite. Maestro, ogni volta mi insulta, ma lei niente può fare. E che fare, mi c'è Maestro. Ma poi sempre che litigate, finalmente siamo liberi, finalmente possiamo viaggiare, anzi lo sapete che facciamo? Che facciamo? Ce ne andiamo in America! Bello! Fumiamo pure America! Che c'è da fare in America? Appena arriviamo in America io voglio vedere le Stern Party Business di New York. La picchiamo male. Tu cosa vuoi vedere? Io voglio vedere New York. Ah, la grande mela! Sì, appena io c'ho un grande mozzicone. Zafama. Tu cosa vuoi vedere? Io invece voglio vedere il Central Park, che mi hanno detto che è il parco più verde di tutta l'America. Che aguantai e baciai. Maestro, è lei! Io voglio vedere il ponte di Brooklyn. Il ponte perché siamo hippie? No, perché se aspettiamo che di Messina facciamo i falire. Maestro! Se aspettavo che ti vestiva facevi i fili la capivuora. Minchia che sognofoso. E poi è bello perché appena arriviamo in America, ci andiamo in America così, ci possiamo mangiare il cibo tipico. Bello. Tu cosa vuoi mangiare? Io voglio mangiare il cibo di strada. Bello, lo street food. No, se si sa street e c'è food, io mi stai a casa. Tu cosa ti vuoi mangiare? Io mi voglio mangiare la classica cheesecake. Ah, la torta al formaggio. Sì, ma ci metto pure un rumolenciani sopra e facciamo la parmigiana perché la famiglia non si può capire. È fuerte. Maestro, è lei che E lei cosa si vuole mangiare? Il panino del McDonald's. E perché? Perché in inglese faccio dire solo McDonald's. Maestro. Come si dice? McDonald's. Proprio McDonald's. E poi di New York ci dobbiamo portare le cose tipiche, un bello souvenir. Tu lo vuoi souvenir? Ma non so cosa portarmi. Perché non ti compri una bella tazza grande, quella per l'acqua New York City? Bello, così la sfrutto quando io siete. Bravo, quella questi 40 gradi, tu cosa vuoi? Io invece mi voglio portare, non lo so che cosa mi posso portare. Che ne so, una locandina di Broadway. Bello, una locandina di Broadway. A così appena arrivo a Palermo mi pappario con gli amici e faccio Broadway. Maestro, che è successo? Niente. Chi c'è? Che vuoi? Potremmo ir? Che cosa si vuole portare là? Oh, ma quale souvenir? Io voglio andare a Chicago. E perché? Mi chiama una settimana che siamo in America a toppare. Maestro, ma zocco bottigas! Un panino di McDonald's. A tu proprio panino McDonald's. Minchia che siamo fusi. Pace. Sì. Va bene, siamo pronti per partire con questo secondo blocco. Lo facciamo da Catania con una monologhista. Loredana Scalania. Consumata. Te lo giuro, se io avessi saputo che mi finiva da sola, mi sarei tenuta il mio ex marito. Quantomeno la notte d'inverno col freddo mi serviva per quariarmi i peri. Che poi certe volte era il calore del suo corpo che mi riscaldava, certe volte era un altro tipo di calore. E quando era quell'altro tipo di calore, e chi c'era sotto le lenzuola? L'inferno di Dante Alighieri. Io ci scrivevo nella porta: lasciate ogni speranza voi che entrate.
Una volta avuto il coraggio di dirmi tesoro, se apri le gambe ti cambio la serata. Ci resta se da la finestra cangiamo aria non è meglio? Cioè non lo so, comunque io le sto provando tutte. L'altro giorno mi sono andata a fare il tampone, mi sono messa in fila e davanti a me c'era uno, 1,80 m, 1,80 m di muscoli, aveva muscoli qua, i muscoli ci dicevano magari ripila da ricchi, un paio di occhi azzurri, lui mi guardava tipo che io era un barattolo di Nutella, voleva attaccare discorso. A un certo punto mi fa: è la prima volta che fai il tampone? No, Ciris, io già l'ho fatto tante volte. Fa male? A quale male? Me l'hanno infilato fino a qua, ma potevano andare anche più sopra perché io non sento niente. E ci abbia Nataliata che ci fece la radiografia. Basta, ci siamo messi là in fila, abbiamo fatto il tampone, abbiamo aspettato un quarto d'ora, negativo lui, negativa io. Mi dice: che fa, ti va di venire a bere qualcosa a casa mia? Io ero reggiata a coppa, patti a boom. Ciris, andiamo. Siamo arrivati a casa sua, lui stappa una bottiglia, mette un po' di musica, gli si cala la mascherina. Signori miei, vuole la gran giuffa che picchiai? Ucca l'aveva così. L'avete presente un cassetto do comodino quando fu scutato a petto? Preciso. Poi aveva un incisivo solo qua a centro. E allora sta specie di mobiletto con l'occhio si è avvicinato, mi ha preso, dice: andiamo di là che sono ardente. No, ci resto tu sei contente, sogno consumata. Loro dalla Mascalia, da Catania. Ed è arrivato il momento di chiamare un supereroe, anzi il supereroe di Sicilia Cabaret. Lui è Batman! Andiamo con chi ce l'ha. Presidente Draghi, se dannaggio me ne vivo, o sangue. Perché ce l'ha con Draghi? Va bene, me lo racconto, tanto che fare, ormai siamo in zona bianca e hanno riaperto le attività. Sì. Così ho deciso anch'io di aprire una mia piccola impresa. Cosa fa? Una batta taverna vecchio stile, con vino in pietra e a birra bella a Torronata. Cioè, fa proprio una Un cosa. suo tavolo ci vuole. Chiamata dal pipistrello, l'aperitivo è troppo bello. Ah, fate pure l'aperitivo. Certo, mi adeguo alle esigenze del mercato. Sì. La gente deve potersi fare la foto con l'aperitivo per fare un ruolo con gli amici. Anche se poi in realtà a casa si leccano a side. È sempre importante così. far vedere insomma Sì, che che sei fai ricco, l'aperitivo. finto ricco. Allora con Draghi ce l'ho perché una volta che c'è ancora il reddito di cittadinanza in vigore, i ragazzi non vogliono lavorare ed ho difficoltà a trovare un aiuto cuoco che mi monna i patate. Questa è anche colpa vostra dei ristoratori che non fate però un contratto adeguato. Esatto. Infatti io per non sbagliare un contratto manco ci ho fatto. Ma le persone ti denunciano. Guardi, posso stare bello tranquillo perché ho assunto i miei amici fantastici 4 e siamo come i frate. Ah, i Fantastici 4 in un ristorante, che fanno? Allora c'è Mr. Fantastic che lavora in sala. Una volta che si allunga mi serve contemporaneamente 5-6 tavoline. Non è male. E in cucina ci ho messo la torcia umana che fa di certi soffitti con si possono lavare in mobili. Ok. E La pietra che fa la cosa? c'è il carne, viene una cottura su pietra, a fine, lo monno. E la donna invisibile? La donna invisibile dice che viene a lavorare, ma ancora non l'ha visto nulla. A Moena sicuro. Guardi, visto che comunque mi manca solo l'aiuto cuoco, ne approfitterei per lanciare un appello. Lanci un appello. Amici ristoratori, mi raccomando, cominciate a fare dei contratti seri ed adeguati. Ragazzatevi voi sbrazzatevi e chiedetevene a travagliare. E lei, Presidente Draghi, visto che per fare a pattana 70 è così bravo a fare dettagli, ma conosci qualcuno che mi viene a tagliare i patate? Adesso ci facciamo questa cenetta. Sì. E ti porto in questo ristorante bellissimo. Chi si mangia? Cose siciliane? No, è un ristorante francese. Questo ristorante francese? Sei mai stato in un ristorante francese? No, ma io chissà cosa non faccio. Perché? No, io ci tengo alla mia terra, io mangio soltanto prodotti della mia terra leggeri, arancine fritte, cazzille, tutte queste cose così. Non ne metti queste cose? Ma caro, non è Skype, né. Ma guarda, invece ti faccio la cucina francese, è una cucina buonissima. Adesso sì, no, c'è un maître, adesso ti farà vedere il menù. No, perché io non capisco niente. C'è qualcuno? Sì.
Adesso chiamiamo il maître. Chiama il maître. Maître? 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 On peut retirer tes prends. Bonsoir. Bonsoir, J'ai retéfonché pour retirer leur. Et si santé pour. Oh, messieurs. La madame. J'ai les madames. Ma che ne parli? Les transessoirs. Non, c'è tutto il suo, io sei capito. Je disais, le pompier, l'homme, le téléphone, le prend. No, ci sono dei problemi. On consulte pas antiquité. Antiquité, perché? No, antichità. Antiquité di cos'è? Elle est rendue, et c'est français, et il disait accommodé, les ponti grandis, te pose tout à fait sur rendu lui. Dice che sei un fisso. Ma come sei un fisso? Ma perché? Ah, portefeuille, tapis roulant. Vuoi un tapirulano? Ma che tapirulano? Io mi metterò a correre. Pane con panels? No, non si può. In Francia. No, siamo in Francia. Pane e panels. C'est un lieu rond, tu rentres qui est cassé des causes. No, ma non è. È una cosa piatta. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Io ce l'ho. Il n'y a pas. No, sì, ce l'ho io padre. No. Ce n'è pas. Excusez-moi, aussi? Et parlez-vous peut-être? Si. Vous sentez, parlez-vous français? Si, je parle français. Aux gens, les sont aussi ici. Est-ce qu'ils voudront l'omelette, la coquette? Coquette. Je vais parler. La bouvette, la cocotte, aussi la cassoulette, la cassoulette, aussi les cassoulette, les goulages, les bagages, les mignons, le mignotte. Queste le conosco, le conosco. Tutto il professore, e che scherzo, pago e sorrido. Ça, les gens savent, on dit les babas pour les bébés, les babous pour les bonbons, les tartufons, les cotillons, les coillons de Macron à Brostoli. J'étais français, j'étais parfait, c'est placé, et je suis la profiterole, vous te pontier, la recette, la conserve, la recette, et je suis Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Qui nous ressemblait, toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, toi qui t'aimais. Mais la vie séparée, ceux qui s'aiment doucement, sans faire de bruit, et la mer effacée sur les sables, les pas des amants désunis. Au revoir, au revoir. Et c'est là, ce microphone est changé, rendu zéro. On les tire ça, fait nous chope, les reçus on sait. On ne se tirons là. Mais voilà! Maglio Dovi, grazie! Abbiamo giocato! Ringraziamo Maglio Dovi per tutto quello che ha fatto per noi, nei grandi Grazie, guarda, mi si è anche torcigliato il filo, ma non devo bleffare. E come disse il comandante Schettino, questo è il mio ultimo inchino. Vai! Grazie a voi. Grazie Maglio! E viva Sicilia Cabaret! Grazie, Ciao! Cari amici, bentrovati, siamo ancora a Villa Filippina per Sicilia Cabaret insieme a Big, il palco pullulo di artisti che stanno facendo vivere una serata divertentissima al nostro pubblico e speriamo vi stiate divertendo pure voi a casa. Oh, a proposito, sta per ricominciare, godetevi lo spettacolo che noi ci vediamo dopo, ciao!
Sì, dai, forza, svegliamoci. Dai, facci una battuta per farci divertire, dai. Allora, il mio gatto sta sempre alla finestra, lo sai perché? Perché? Perché è un persiano. No, ragazzi, non è il modo migliore per iniziare. Chi si è battuto su? Chi si è battuto su? Il butta fuori che butta fuori i comici che non fanno ridere! Signor Matranga, sono dovuto tornare dopo un'assenza di 3 anni perché veramente ancora si può in terapia. Ma io Cioè non ha trovato di meglio. Ma me lo butti fuori, guarda. Ma guardi, ma manco mi voglio sporcare le mani. Le faccio sporcare a uno della sua taglia. Giase, figlio mio, giase! Tecco fuori, tecco fuori, tu dai che... Non sono io. Dalle levare l'anello, ma... c'è scritto qua. Che c'è scritto? No, non ridi, che c'è scritto? C'è Scusa. Pensare... La rifacciamo. No, che gli fai? No, devi buttare fuori lui e non dire parolacce. Su sti giacco uguali, capito? Tecco fuori! Ma manco per nascere mia mano, tecco farà danza. Ah, sì? Sì, plié? Plié? Fate pure? Fate pure? Ma sghingano di coi nagghire te? Ok. Facciamo un applauso a mio figlio! Mio figlio! Guarda, che grinta, che energia! E l'orgoglio di suo padre diventerà come suo padre un grande buttafuori. Come no? No, ancora non l'ha caputo, dopo 3 anni ancora non l'ha caputo. Cosa? Non posso fare il buttafuori perché la mamma... Sto scendendo sangue. Lo so, non posso fare il buttafuori perché la mamma non vuole. Come? Non vuole. C'è un buttafuori che si fa comandare da sua moglie. Assolutamente no, nella famiglia Lotigno comando io comando a casa. L'importante è questo. Comanda a casa! Questa è la versione estiva. Cioè, quindi chi comanda a casa, lo possiamo dire? Ma noi a casa. No, comando io, infatti per quest'estate adesso ci andiamo a mettere un po' in forma, ce ne andiamo tutti in palestra a settembre. Sì, così faccio kiss bosking. Come? Kiss bosking. Cosa? Kiss che fare? Pugilato. Ah, bello, mi piace, non ce l'è panna. No, c'è la pugilato. Sentite qua, facciamo footing! Perché? Perché qui diamo una vita con footing! Guardi, questo più che la famiglia Lotigna mi pare la famiglia Lo Cicero, guardi, io lo vedo dire. Basta lui. Perché tu lo sai che a casa comando io! Oh, comanda a casa! No, aspetta! Comanda a casa! Non lo so, questo chi è? Mi sono piccerito unito! Ah, siamo uniti! Questo è il nostro secondogenito. Il fratellino! Io mi danno piccedano! Che è successo? Ma niente, stavo giocando, è arrivato a un certo punto, ma che non ha fame! E mi mangiavo il zanetto! No! Sì, attenzione signori, avvisiamo i signori passeggeri che teno per la Chigento porta mezz'ora di ritardo a allontanarsi. Ma portatelo subito all'ospedale! Ma all'ospedale, portatemi subito alla biglietteria, ma che te pure un solo che sta facendo come un pazzo! Mamma mia, ma fare i biglietti! Ma fare il biglietto! Oh, andiamo a fare i biglietti! No, papà, io voglio restare a casa e fare le cose di sempre. Ma che schifo, sempre il solito tram. Andiamo, dai. Ciao, grazie. Adesso monologhista tutto palermitano, lui è Toti Siragusa. Buonasera, microfono. Buonasera. E che dire, sono una persona laureata, ma sono stato tutta la vita disoccupato. Io capivo perché forse in Italia siamo tutte laureate e poi siete stare solo più ignorante e per l'analfabeto. Voi pensate, mio padre, che era più ignorante della cara, aveva un pozzo pubblico. Forse perché il suo datore di lavoro si chiamava Semenzaro. E come si dice, non si piglia su zero semiglia, cara e semiglia si fanno coppia. Però con tutto ciò, che mio padre era ignorante e travagliava, pretendeva che io studiava. Tutti i mattini si svegliava e mi diceva: Toti, ma quanto materia hai dato? Se papà fosse per me, io erasse tutte. Un problema con i monologhi. Comunque sono riuscito a laurearmi e devo dire che qualche proposta di lavoro mi era arrivata, anche proposte miserabili. Mi ricordo una volta una grossa azienda, un manager mi chiamò e mi disse dopo un colloquio, dice: la nostra azienda ha bisogno di persone come lei. Io disse: buona, fatta per me. Dice: allora all'inizio le daremo 300 euro, poi ne guadagneremo 1.500. Se ho capito, se preferisco venire poi.
Ma siccome vedevo che i miei amici e parenti ignoranti trovavano un travaglio, disse io col salario su handicap, per adeguarmi ai tempi ho pensato di diventare ignorante pure io. Mi sono iscritto a un corso accelerato per diventare ignorante, o mi bocciarono. Il professore mi fa una domanda e mi dice: senta, 2 persone più 2 quanto fanno? Ci disse 5 perché ci sogno pure io. Dice no, dice bocciato, sono 6 perché sono scritto a me. E che fa? La verità sapete qual è? Che per diventare ignorante ci vuole molta intelligenza e non è facile, non è facile. Arrivederci. Sì, c'è diversità tra uomo e donna? Assolutamente sì. E ce ne parla Marco Manera! Buonasera, convincetevene! Convincetevene, uomini e donne, siamo diversi, ma proprio diversi. A che cosa si capisce? Si capisce dal fatto che quando un uomo si mette con una donna, all'inizio si chiamano amore. Dopo un poco non si chiamano più amore, si chiamano amore, che è simile. Ma è diverso, cioè, uomini e donne siamo diversi. Per esempio la donna, no? La donna vuole essere coccolata. E come si coccola? Chi regali? Quando mi feci zitto, la mia zita, la prima cosa che mi disse mi fu: allora, a novembre faccio l'onomastico, mi devi fare il regalo. Dicembre è Natale, mi devi fare il regalo. Gennaio faccio il compleanno, mi devi fare il regalo. Febbraio la festa degli innamorati, mi devi fare il regalo. Marzo la festa della donna, mi devi fare il regalo. Aprile e Pasqua, mi devi fare il regalo. Maggio facciamo l'anniversario, ma a fare un regalo. A giugno fai il compleanno tu e io ti faccio un pensierino. Ciao, aspetta. Io ti faccio un regalo mese e tu mi fai un pensierino. Ma fa una statua, ma fai! Che poi sti regali di film ne costano sempre assai. Amore, mi la compri una borsa? E quanto costa? Poco! 450 euro! Per 450 euro la borsa me l'ha andata a ricchina, giù! Ma che siamo diversi! Poi da che cosa si capisce? Dallo shampoo. Per le donne ci sono 10 tipi di shampoo perlomeno. Shampoo per i capelli mossi, shampoo per i capelli lisci, shampoo per i capelli secchi, shampoo per i capelli grassi, shampoo per i capelli forti, shampoo per i capelli deboli. Per l'uomo c'è un solo tipo di shampoo, shampoo per i capelli lorde, basta. E noi ne siamo a posto, capito? Io quando sento la mia fidanzata che parla di capelli, ma ghiaccio sangue! L'altra volta era al telefono con una sua amica e ci diceva: extension, coiffeur, chatouche, dégradé. A me mi parevano evocature della Francia. Tant'è che a un certo punto si girò e mi fa: amore, preferisci chatouche o dégradé? Roberto Baggio tutta la vita ci disse. Poi si... no, ma allora sei cretino, scusa. Coiffeur. Ma qui? Sì, coiffeur. Non lo so, coiffeur, aspettiamo di mangiare e poi andiamo a curcare, che ne sai? Cioè, non lo capisco, le donne io non si capisco, siamo diversi, io non le capisco. Per esempio, le donne sono caporruse anche nel fatto che io ero sotto casa della mia fidanzata che aspettava. Dopo 2 ore e mezza ancora non aveva scenuto. Allora ci manda un messaggio no cellulare. A che punto sì? E lei mi risponde: sto scendendo. Dopo 1 ora e mezza. No, ne sta scendendo l'Everest. C'è abita al primo piano. Come sta scendendo a testa sotto per all'aria? Come sta scendendo chi gomiti, tipo percorso di guerra? Poi dopo 2 ore e mezzo, il piglia scende, si assetta nella macchina e mi fa: scusa, ho perso tempo in bagno. 2 ore e mezza. Che tu pensi? O c'ha avuto cacarone o non si lavava dal 1995. Poi ti tagli e ti fa: e me? Ma che hai? Non noti nulla? No, perché? Eccolo, vedi, guarda! Mi sono fatta i capelli con la piastra e le unghie col fornetto. Che ti facisti? L'ugna no forno. Cioè tu invece di dire no parrucchiere vai no fornaro prima di escere. Ma come sei combinata? Lo vedi? Sei un superficiale! Aspetta, io sogno superficiale, ma siamo pari.
perché io non mi sarò accorto che tu c'avevi i capelli piassati e l'ugna infurnate, ma tu manco te ne accorgisti dopo un'ora e mezzo che ti aspetto, che io c'hai i palle vogliute. Uomini e donne siamo diversi. Per conoscere Palermo non basta un anno e forse neanche una vita. Sì, ma c'è qualcuno che forse può riuscire a farcela assaporare in pochi minuti. Lui è Salvo Piparo. Palermo ha odori e suoni, anche suoni d'Oriente. Do bello spencione abbanneato, e ciavoro, e poi un ciavoro pane sfoinato. Un tempo si sentiva scorrere il fiume Chemonia, oggi Loreto più che un fiume pare che fosse una pedda d'acqua di qualche baracca. E dove un tempo scorreva il Papireto, ora tale da ci misero i campi pallone e tale l'ucciaidone capigliò poi surave caria. Vergine Maria, il convento di Baida, il convento di Santo Spirito, con i vespri, che s'aggaddano che i francesi dopo quanto ne ammazzarono, tanto che ci fecero ci metterono santo isolato. E ora taliate da ci vanno occhi per taliare la Madonna del Carmelo, con le sue maioli che dipinge il cielo, i palazzi del Gattopardo, il Ponte Ammiraglio, il Teatro Massimo con i suoi leoni, e con Basile che si mangia la grattatella. Sempre gritto il Teatro Politeama con i suoi cavalli sovrani che scalpitano sopra tutta la città. E là, da lì in poi, il suo prolungamento si chiama Via della Libertà. Se a libertà, che da che ne mancano altre pale in metane, che da che se fa in mare avanza una statua. A Via Torremuzza invece c'è San Giorgio Cavaliere, bello a cavallo e bello a piare. Lo serpente indiavolato, quando suo vitte venere rincapo. Utaleo tutta già innato e ci risse per la vostra santità. Fatemi la grazia per carità, in coscienza, vi dico che pure io sogno figlio di Dio. Palermo è grande sono i suoi personaggi. Ruggero VII che si spaittioso con Mariano Stabile, Garibaldi con tutti i picciotti yoke kite, Salamone Marino, Rosolino P, lo che trovò o Pilontalluavo, il sindaco Duca della Verdura, il conte Filangieri di Cutò, Casutta Laico, dai so, o Panecamiavosa. Vedete, a Palermo non succede mai niente. E quando la racconti una cosa, che la fai succedere. E per ogni passo, e per ogni via, viva Santa Rosalia! Era immoruto qua con Nurice con mia! E parraro pure i muti! Grazie Sicilia Cabaret! Tony Matranga ed Emanuele Minafo. Grazie. Scusi? Senta. Mi scusi? Beh, che fa? Mi tocca? No, è perché noi... Poi siciliani cosa? Io non l'ho detto siciliani. Però si vede che sei terrone, eh? Perché? Si vede dal colorito, sei nero, nero, nero.
No, sono siciliano, noi stavo dicendo abbiamo il vizio di gesticolare, di toccare. Non toccare che c'è il Covid, che non siete così indietro che non è arrivato neanche il Covid da voi. Da voi è arrivato molto prima. Ma noi siamo i fautori, Mi sai dire dove si trova il Duomo di Milano? Ma cos'è il cecco? Ma cos'è il cecco? Ma che fai? Non lo vedi? E questo è il Duomo di Milano, e questo qui, quella è la Madonnina. Sembrava il palazzo dell'Inail quello. No, è proprio il Duomo di Milano. Me l'aspettavo diverso, è che non sono mai venuto qui, mi sono appena laureato e sono arrivato qui per cercare lavoro. E ci venite a rubare il lavoro a noi milanesi. Noi non rubiamo niente, noi siamo italiani come lei, mi scusi, lei viene a farsi le vacanze da noi veniamo a trovare a cercare Ma lavoro. che italiani come noi, ma che voi avete una mentalità vecchia, antica, noi siamo avanti. Voi per dire ancora, siete così gelosi delle vostre donne. Questo è vero, sì. Ma noi uomini siamo diversi, noi del nord siamo completamente diversi. Per dire, mia moglie l'altra sera mi ha detto, amore, domani mattina andiamo con tutti quelli della palestra a fare un bagno in una spiaggia nudisti, ci posso andare? Ci può andare dove, scusa? Spiaggia nudisti, tutti lei, erano tutti uomini, lei l'unica donna. Che cosa stai dicendo? Sei impazzito? Ma è impazzito tu, io ho detto ma vai cara, ma che problemi ci sono? Poi mi ha detto di sera mi sono incontrato col mio ex fidanzato, te lo ricordi Paolo? Certo che me lo ricordo Paolo. Allora mi ha detto andremo in un ristorante e faremo una cenetta a lume di candele, io e lui. Sei pazzo. Ma che sei pazzo tu, ma non capisci niente, io ho detto vai cara, ma che problemi ci sono? Io sono un uomo diverso. Infatti. Io mi considero l'uomo delle 3C. Cioè? Carino, carismatico. E qui nudo. Se non è ora è tra poco, te lo posso assicurare. A te conturisce pure. Cosa? Non ho detto niente. Non ho detto niente. Chi è conturisce? Viva il panettone. Viva. Questo è uno di quei siciliani che fa finta di essere... No, ti giuro no. Ma io c'ho un metodo per scoprire se tu sei davvero siciliano. Non lo fare. Io c'ho la mossa segreta. No, ti prego. Sì, no, non lo fare. Nessun siciliano resisterebbe mai. No. Sei pronto? No, non sono pronto, stati fermo, viva la cotoletta! Faccio l'onda energetica. No, cotoletta! Sei pronto, compà? No! Coi noto! A te è controso pure con spirito! Un colciato. Questo è un siciliano! Tu sei siciliano, ma perché fai finta di essere meno? Tu sei siciliano più siciliano di me! Io sono più siciliano, io sono un laureato come te, hai capito? E perché fai così? Perché parli così? Perché fai finta? Perché sei finto? Io sogno finto perché sennò come fanno travagliare? Che sei? I veri capiti, pure chiesti sono finto. Ma allora perché fai finta? Ma perché mi sono laureato e quindi sono venuto qui a lavorare e tu non ti devi permettere perché io sono laureato. E anche io sono una persona laureata. E che ci fai Cammelano? Ora tu Rico. Una mattina mi sono laureato. Palermo, ciao Catania, ciao Messina, ciao. Una mattina mi sono laureato e non trovo un lavoro. Sì, il tirocinio subilitato. Palermo, ciao Catania, ciao Messina, ciao. Ho fatto un master, minchia è costato, ma non trovo un lavoro. E se lo trovo a casa mia, diritti, ciao pensione, ciao vacanze, ciao. Ma se io parto da laureato, lì mi fanno diretto. Ho i contributi, sono strapagato. Palermo, ciao Catania, ciao Messina, ciao. Io lì a Milano sono pensato e non voglio più tornare. Sì, lì a Milano sono pensato e non voglio più tornare. Non piangere, no. Ma quando torno per le vacanze, amici, ciao parenti, ciao mamma, ciao, io quando torno qui giù in Sicilia, io mi sento di morire. Ah mamma Tony. Sei io sono tua madre. Maria.
Ah mamma Tony, ma perché a me l'hanno si è fatto secco? Ma siamo tutti sicchi una famiglia, picchi Dio. No, si è fatto giaino, si è fatto. Ma che te mangi? Da che te mangi? Che mangio, mamma, come tutti gli altri, mangio tutto quello che c'è da mangiare. Ma che c'è mangiare? Non c'è niente mangiare, ti mangio tutte cose, mangiare tomato, le conserve, le cose. Mamma devi finirla, mamma, di mandarmi i dolcini cabbaitolini, mamma. Ma perché sfinge come arrivato? Sfunge arrivato, mamma. Mi fai piangere, mi stai facendo gocciare. Ma perché chi c'ha a fare da, scusa? Mamma, io sono partito perché lì c'è lavoro e qui a Palermo lavoro non ce n'è. Quelli che cosa va a chiedere voi? Veramente? Che lavoro è arrivato? Un reddito di cittadinanza. Tonino. Mamma, io non intendo prendere il reddito di cittadinanza. Io sono una persona che vuole realizzarsi. Ma però noi oggi realizziamo. Che cosa? Che ne fottemi, piccoli, siamo tutto a base. Tonino, tu indare che tu mangi vuole a casa. Tonino, da chi c'è? C'è nebbia, c'è pioggia. Ma tu, la finestra, te lei che bello capo. È bello il sole. Musaccia, ma musaccia. È bello il mare. Panelle, ciao granita, ciao cassata, ciao, ciao, ciao. Mi mancherai, Sicilia mia, ma come ogni anno devo ripartire. Sono incazzato, io ci ho provato. Palermo, ciao Catania, ciao Messina, ciao, ciao, ciao. E questo è il canto di un laureato che in Sicilia non può star. Sì, questo è il canto di un laureato che in Sicilia non può star. Grazie! Grazie a tutti! Tutti comici sul palco, forza! Grazie per essere stati in nostra compagnia per un'altra puntata di Sicilia Cabaret insieme ai Big con i comici più belli che avete visto a Sicilia Cabaret, più belli che avete visto insieme. Ci vediamo alla prossima puntata! Sempre qui su Antenna Sicilia e sempre con Sicilia Cabaret insieme ai Big! Ciao! Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao a tutti! Ridi così tanto che ti manca respiro. Questo nuovo super show è superlativo. Ci mancava così tanto come un brano estivo. E adesso che siamo tornati in su per il biscottino, gentilmente tutte su le mani, da sinistra a destra pure sui divani. Non importa dove sei, se stai con noi. Sentirai cantare e ridere, ritorno insieme a te. Adesso che Sicilia Cabaret tic tac. Che è sta Ma che è successo in questa serata? Siete stremati, distrutti. È saltata la luce. Io mi ritiro. Dalle scene. Incidente. No, la facciamo. No. Mi sono fatto mamma, la facciamo. Guardate come rido. No, sto bene, questo io sono. Veramente. Sempre così sono stato. Sempre così. Sempre così. Allora non possiamo fare altro che darci appuntamento la prossima settimana. In chirurgia plastica. Oh, la prossima settimana mi raccomando, Facciamo cosa? Sicilia Cabaret insieme ai Big. E finisce così un'altra bellissima puntata di Sicilia Cabaret assieme ai Big. Io come sempre mi sono divertita da matti, spero vi siate divertiti pure voi e vi do appuntamento alla prossima risata con Sicilia Cabaret assieme ai Big. Ciao! Matranga e Minafo, vi diamo il benvenuto a Sicilia Cabaret! Tutti sugli attenti, siamo ritornati. Più forti di prima, siete circondati dai Big della comicità. Tormentori di risate tipo ridi così tanto che ti manca respiro. Questo nuovo super show è superlativo. Ci mancava così tanto come un brano estivo. E adesso che siamo tornati in su per il biscottino, gentilmente tutte su le mani, da sinistra a destra pure sui divani. Non importa dove sei, se stai con noi. Sentirai cantare e ridere, ritorno insieme a te. Adesso che c'è Sicilia Cabaret tic tac, comincia a raffica.